Anziani aggrediti in casa dopo il caso delle due sorelle massacrate di botte da dei malviventi penetrati nella loro abitazione a Treviso e ancora gli anziani malmenati a Bibandi Carbonera e a Castelfranco Veneto. Anche le amministrazioni comunali si interrogano sul cosa fare per fermare questi delinquenti senza scrupoli, capaci di picchiare selvaggiamente degli indifesi per pochi euro. Non aprite le porte a nessuno, chiamate le forze dell'ordine, è l'appello dell'assessore alla sicurezza Roberto Grigoletto, che pensa a degli incontri di sensibilizzazione. Noi stiamo pensando di andare incontro agli anziani, cioè andando noi a trovarli laddove c'è possibile, e cioè in occasioni di incontro che loro organizzano, oppure anche al termine delle messe fuori dalle chiese, per spiegare attraverso le forze dell'ordine i comportamenti e atteggiamenti da tenere. Una proposta che l'assessorato alla sicurezza e il comandante della polizia locale hanno fatto proprio in queste ore alla prefettura e alla questura. E sempre in tema di anziani, l'assessore assicura non ci saranno interruzioni nel servizio di assistenza domiciliare, il comune non abbandona nessuno. Il Consiglio Comunale ha approvato il mese scorso un atto di indirizzo che ci consentirà a metà del prossimo anno di realizzare un accordo storico con l'ISRA, cioè con gli Istituti Riuniti di Riposo di Treviso, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. E però per prepararlo ovviamente c'è bisogno di qualche mese. Nel frattempo non abbandoniamo, non possiamo, non vogliamo e non abbandoneremo i nostri assistiti, ed è per questo che è stato rifatto un bando per coprire questo periodo che va dal 1° dicembre fino a maggio e giugno del prossimo anno, per garantire l'assistenza domiciliare ai nostri anziani.